In Veneto scatta la campagna per effettuare i tamponi. L'obiettivo è isolare i positivi al coronavirus asintomatici. Il test avviene direttamente in auto. Allora da Treviso ci racconta questa novità la nostra inviata Maria Delia. Il tampone viene inserito all'interno della faringe, poi nelle narici e infine in provetta. Massimo 3 ore si potrà avere la risposta e il signore nella giornata di domani, lui che ci ha dato tutti i dati, riceverà via mail il responso se negativo o meno. A Treviso avviati test drive-thru, tamponi a bordo dell'auto per evitare al minimo i contatti anche con gli operatori sanitari. L'abbiamo visto anche in alcuni paesi del mondo, in Corea, questo metodo che si è rivelato molto efficace e soprattutto un forte contenimento della diffusione del virus. Qui sono praticamente quelli che hanno avuto i contatti con il caso positivo, con il malato. Sono proprio loro, gli eventuali portatori sani, a favorire il contagio. La regione punta a scovarli con test a tappeto, la cosiddetta sorveglianza attiva. La campagna è stata presentata ufficialmente. L'obiettivo: 20.000 tamponi al giorno entro 3 settimane, partendo dai medici fino alle categorie più esposte, dalle cassiere alle forze dell'ordine. Il professor Andrea Crisanti dell'Università di Padova, cui è stato affidato il progetto, lo ha spiegato: maggiore sarà il numero dei positivi individuati e isolati, meno crescerà la curva dei ricoverati. Le epidemie si combattono su 3 fronti: si combattono sul fronte dell'ospedale con i ricoveri e la rianimazione, si combattono a casa con la disciplina e imporsi di limitare tutti quanti i contatti sociali, e poi si combattono con la sorveglianza attiva. Che cosa significa sorveglianza attiva? Significa andare a individuare e a stanare le persone che inconsapevolmente possono trasmettere questa malattia.